risolto il problema del cellulare, adesso andiamo a risolvere il problema della supremazia fra Stella Zambolin e Francesca Crestani. Vedremo se è tra loro due o se ci sarà, speriamo, anche qualche altro inserimento, perché i tecnici della struttura tecnica veneta oggi sono molto attenti a seguire l'andamento di questa gara, che insieme alla prossima gara daranno ulteriori indicazioni. La prossima gara intendo quella di 9, che è la festa del cross del 1° di marzo, daranno ulteriori indicazioni per la composizione della squadra del Veneto per i campionati italiani di Fiuggi il 14 e 15 marzo. E come da pronostico, Stella Zambolin e Francesca Crestani stanno duellando al vertice della gara, hanno preso già un margine di vantaggio nei confronti di tutte le altre concorrenti. Sembra essere Francesca Crestani, no, sì, Francesca Crestani davanti a Stella Zambolin. Francesca Crestani della Vimar Marostica e Stella Zambolin, due talenti di assoluto valore che vedremo sicuramente tra le protagoniste dei campionati italiani di Fiuggi. Alle spalle di queste due vediamo una maglia forse della Riviera del Brenta o del Quantin. Sono impegnate nel primo dei due giri medi le concorrenti, 2 chilometri da percorrere, con Francesca Crestani che sta imprimendo un ritmo piuttosto sostenuto, al quale per il momento è in grado di rispondere solo Stella Zambolin, longilinea portacolori della Atletica Marconi Cassola, fucina di grandi talenti soprattutto nei salti e nella velocità, ma ora c'è anche un grande talento nel mezzo fondo, quindi siamo ben lieti di notare questa comparsa del talento Stella Zambolin. Francesca Crestani e Stella Zambolin. Alle spalle della coppia di testa vediamo farci viva Sara Mazzucco, una delle protagoniste delle gare precedenti, e poi col numero 21 c'è nel gruppo di testa anche Alessandra Giop della Anatletica Feltre. Ora le atlete andranno ad iniziare il secondo giro con Francesca Crestani che sta sempre dominando, sta sempre guidando, e Stella Zambolin le è a ridosso. Sara Mazzucco sta tentando di allungare nel tentativo di ritornare sulle due. Sara Mazzucco, Quantin Belluno, sono queste le prime tre concorrenti che stanno dando vita a questa gara che sta seguendo Fauzi Labi con molto interesse, anche perché poi dovrà confezionare una squadra molto competitiva in vista dei campionati italiani di Fiuggi del 14-15 marzo. A proposito, ricordo che le convocazioni verranno diramate il 3 di marzo, le convocazioni per le squadre cadetti e cadette che saranno impegnate nel campionato italiano cadetti individuale e per regioni ovviamente, quindi manifestazione in cui il Veneto ha sempre duellato con la Lombardia, e anche quest'anno sicuramente sarà un duello tra Veneto e Lombardia. E intanto andiamo a seguire questo finale di gara della categoria cadette, che vede sempre al comando Francesca Crestani, ma c'è un forcing interessante da parte di Sara Mazzucco della Quantin Belluno, che sta tentando di riagganciare le due fuggitive. Quindi Francesca Crestani e Stella Zambolin ancora insieme.
è probabile che assisteremo a uno sprint finale che non sarà probabilmente solo ad appannaggio delle due vicentine, ma c'è questa bellunese del Quantin Belluno che si sta facendo minacciosa alle loro spalle e la vediamo che ormai è a ridosso della coppia di testa. Terzetto al comando della gara, terzetto al comando della gara con Francesca Crestani, Stella Zambolin e Sara Mazzucco. L'attacco di Francesca Crestani che sta allungando, ha preso una margine di un 4-5 metri nei confronti di Stella Zambolin. Francesca Crestani, Vimar Marostica, correrà in casa per l'ultima gara, quindi cliente interessante per tutte le altre concorrenti. Francesca Crestani, colpo di scena, non vedo chi si è fermato. Si è fermata Stella Zambolin, mi pare di capire. Francesca Crestani davanti a Mazzucco, Sara Mazzucco. Purtroppo Stella Zambolin si è fermata. Francesca Crestani quindi e Sara Mazzucco. Alle spalle delle due mi pare di vedere un'altra maglia della Vimar. Ed eccola arrivare sul traguardo, sul rettilineo finale, Francesca Crestani, dominatrice, ha condotto la gara fin dai primi metri. Francesca Crestani, Vimar Marostica, grande dimostrazione di carattere, ma grande gara anche per Sara Mazzucco, Quantin Belluno, alle spalle di queste due. Vediamo col numero 114, Laura Marcon. Laura Marcon, Vimar Marostica, che ora viene attaccata da Alessandra Giop dell'Ana Atletica Feltre, ed è Alessandra Giop davanti a Laura Marcon che va a conquistare la terza posizione. Ora gli arrivi sono sempre più frequenti, quindi vittoria di Francesca Crestani. Purtroppo un malessere per Stella Zambolin che l'ha tolta da questa gara, ma sicuramente la rivedremo protagonista Stella Zambolin nella gara di 9, quindi si rinnoverà il duello tra loro, ma abbiamo visto che sta crescendo nel frattempo anche una Sara Mazzucco di estremo interesse del Quantin Belluno, ma anche altre concorrenti possono aspirare a buoni risultati, quindi sicuramente per i tecnici della struttura tecnica del Veneto ci saranno soddisfazioni e ci sarà da lavorare per costruire una squadra molto competitiva. Qualcuno mi fa notare che Quantin è di Ponte nelle Alpi, non di Belluno, e io prendo atto giustamente e lo annuncio. Quantin è di Ponte nelle Alpi. Ho sempre detto Belluno perché ho letto si legge sempre Belluno. E mentre continuano gli arrivi e andiamo a vedere quali potrebbero essere i protagonisti della gara maschile invece. Nelle gare precedenti come è andata? Andiamo a vedere. C'è un dominatore assoluto, e chi è? È il neoprimatista italiano. Ha ottenuto la miglior prestazione italiana dei metri 600 indoor, Abel Campeol. Abel Campeol
della Atletica Ponzano, che ha vinto entrambe le gare, e qui la situazione è abbastanza regolare, perché in entrambe le gare ai primi 4 posti sempre gli stessi atleti: Campeol primo, Botter sempre Ponzano secondo, Cianfarani delle Fiamme Oro in terza posizione e Julian Sambo dei Caprioli in quarta. Vediamo se anche oggi andrà a finire così. Spero che ci siano tutti i protagonisti delle gare precedenti. Abel lo vedo che è lì al centro del suo foltissimo gruppo dell'Atletica Ponzano. Abel Campeol, ho potuto ammirare la splendida azione proprio la settimana scorsa nei metri 600, dove in solitaria è andato a conquistarsi la miglior prestazione italiana indoor dei metri 600 con 1,25 e qualcosa. Oggi lo vedremo in versione cross. I concorrenti della categoria cadetti dovranno percorrere un giro piccolo più un giro grande, quindi anche loro entreranno nello splendido parco della Villa Imperiale di Galliera.